Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Veneto Globe e Radio Conegliano vi offrono anche oggi la ricetta del giorno con Armando. Ciao Armando, Bruno. come stai? Bene, tu? Benissimo, ho passato bene la giornata sì, ieri. Sì, grazie. Ieri sera sei andato in giro? No, ho avuto modo di accudire un po' mia moglie perché sono sempre fuori, sennò altrimenti... Ma hai scritto qualche poesia per l'Ave? Sì, no, di solito le faccio qualche messaggio così un po' amoroso, un po' amoroso. Sì, tu in una stanza, lei nell'altra, Sì. Perché poi non succeda qualcosa. Certo. Ecco, bisogna andare piano. Bisogna andare piano, perché sì. a metà che mi viene un infarto, te sanno E allora cosa diciamo oggi alle nostre Oh, ascoltatrici? mie care ascoltatrici, avete preso carta e penna? Ecco, questa è una ricetta facilissima oggi. Il caro Bruno prima è entrato in studio qui a Radio Conegliano, è entrato così con delle noti di una canzone e ho detto, porca miseria, si sveglia bene stamattina. Fiori rossi per te. Non mi ricordo più il cantante che ha... non me lo ricordo neanche io, ma chi ci interessa? Fiori rossi per te. Com'è che si fa? Partiamo? Fiori rossi per te e per le nostre ascoltatrici. E per le nostre ascoltatrici, esatto. Invece noi vi diamo i fiori rossi per le nostre ascoltatrici, che è sempre quel fior che mi vedi io, che è veramente un fiore, quel fiore rosso di Treviso, che è il radicchio rosso di Treviso. Se non vedavo adesso queste ricette qua, che è sul fresco, sul bel fresco così, che adesso è il periodo più bello, bel croccante, ti senti tra i denti con te mastica dolcemente, vero. Sto cric leggero così, che è una meraviglia. Poi se sei arricchito con altri sapori è ancora meglio, se no anche a mangiarlo così è come fare una carota in mano e far così, è la stessa cosa. Pensa che gli arabi, il radicchio rosso di Treviso, io fa partire dall'aeroporto di Venezia alla mattina e alla sera lo rio a Abu Dhabi, sì. Come si chiama? Abu Dhabi. Sì. E quindi pensati anche là. Ho letto questo. Vedi tu che bella roba che a nostra terra trevigiana, la nostra marca trevigiana dà il modo di conoscere i nostri prodotti fin pensa dove. Questa è una delle nostre piccole e grandi ricchezze che abbiamo. L'Arabia, che magari noi altri non mangiamo lo rio. Esatto. Allora vi do gli ingredienti per questa ricetta. Sono i fiori rossi di Treviso accompagnati da una fantasia di Armando. Quindi sono per 4 persone 3 bei cespi di radicchio rosso di Treviso, 4 fette sottili di buon speck, 4 fette tagliato sottile di lardo di colonnata, oppure anche può essere un lardo qua nostro. L'importante è che sia tagliato fine e tira via il sale. 4 fette di buon prosciutto dolce crudo, un melograno, olio extravergine, sale e pepe. Semplicissima sta ricetta. Quindi cerco sempre, caro Bruno, di darvi delle ricette che non siano impegnative, perché le nostre care amiche, i nostri cari ascoltatori, non ha tempo, addirittura non si fermaria neanche alle volte a mangiare a mezzogiorno. Ma che brutta roba! Pensa che mi sono stato tanti anni a Milano, no? A Milano c'era questa abitudine di pranzare veloci seduti su uno sgabello, ma non al ristorante. No, ti credo. Come si chiamano i... Sì, qui self-service. Mi pare che mi sta contagiando la nostra tendenza qua. È vero. So quanto bello aereo sentarsi a tavola, mangiare, gustare. Ma un piatto solo è una bella roba, fatta cucita, senza avere queste robe così che invece no, la frenesia del lavoro. Purtroppo questo porta proprio... Dica come allora, la ricetta è... i cespi di radicchio, li spuntate dalla radice, e spuntate un po' la punta, li tagliate a metà nel senso della lunghezza e li dividete in 4 parti, sempre nella stessa lunghezza. Li lavate per bene, li asciugate e dopodiché li condite con un po' di sale, pepe e olio vergine sopra, ma pochetto, no? Tanto, qua non dovete essere generosi. Poi prendete, formate i cespi di radicchio, uno
avvolgete con la fettina di prosciutto crudo, lo avvolgete tutto e lasciate fuori la cima del radico che è bello a vedere. Un altro con lardo, lo avvolgete pianino con lardo, e un altro lo fate con il prosciutto crudo e lo speck che sia un speck morbido, non molto stagionato. Ecco, questi qua sono tre gusti diversi. Li formate qui i cespi che avete tagliato, tutti questi spicchi di radiche in questo modo, avvolti, poi li adagiate su dei piatti di portata, oppure dei piatti già pronti per portare in tavola, e dando così ancora un goccio d'olio sopra. E quando avete fatto questo servizio, alla fine cosa fate? Prendete questo melagrana, lo tagliate a metà e in una ciotola capovolgete, la battete con un cucchiaio, eccetera, che ne esce tutti i chicchi di melograno. Siete generosi, spalmate sopra tutti questi chicchi di melograno, è un piacere e una goduria nei vostri palati, perché ti senti, caro Bruno, questo amaro leggero del radicchio e croccante, ti senti questo dolce agro piacevole della melograna e questo sentore di oliva così, che arriva così come una nota musicale. Si pensa che robe meravigliose. Ma sai che la regia è preoccupata perché era un po' che non mi sentiva parlare. Ma come si fa a parlare quando c'è un poeta che racconta la ricetta del pranzo e voi siete lì davanti ai fornelli? Ecco. Perché tu vedi, Bruno, anche sta roba qua è semplice, è un antipasto che poter presentarlo, che dà felicità, perché in poco tempo ti fai, che dà questo sapore, questa cosa molto molto bella. Sai che noi purtroppo abbiamo sempre poco tempo, adesso la regia ci deve ancora fare il segno, però manca ancora qualcosa, ci lascia ancora un po' di spazio. Mi dà ancora un po' di spazio. Però sai, sì, un pochino, non tanto, perché poi è molto severa però, il regista è molto severo, caspita, qualche volta il regista, fammi un piacere. Come si chiama il regista? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più neanche. Mi ricordate come si chiama Fortunato? È un fortunato in tutti i sensi. Essere qui a fare da regista la Radio Conegliano, a noi due. Vabbè, ma cosa dobbiamo dire alle nostre ascoltatrici? Che basta che vadano, possono andare a vederci anche. Certo. Potete andare su Veneto Globe con il vostro tablet, il vostro computer, il vostro cellulare, basta digitare Veneto Globe. Poi arriva la pagina di Veneto Globe, entrate là così potete vedere. Sì, che vede anche se abbiamo una faccia che potremmo trasmettere queste robe qua, perché qui è meglio che no, ma noi altri nascondiamo la panza. E allora con questo, proprio perché quello che raccontiamo in poesia, le ricette che ti racconti in poesia, ne fai ingrassare soltanto a raccontarle. Grazie. E noi diamo appuntamento a domani alle nostre ascoltatrici. Bene. Ciao e buon appetito. Buon appetito a tutti. Ciao Bruno. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.